Oggi è mercoledì 13 maggio 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 13 maggio 1981. Alle 17:21 Papa Giovanni Paolo II sta percorrendo a bordo di una Fiat Campagnola scoperta il perimetro di Piazza San Pietro. Ha appena lasciato una bimba che aveva preso in braccio quando dalla folla presente per l'udienza del mercoledì vengono esplosi contro di lui 4 colpi di pistola, 2 dei quali lo feriscono profondamente all'addome, al braccio e alla mano sinistra. Continuando la loro corsa, le pallottole feriscono 2 turiste statunitensi, a una delle quali viene poi asportata la milza. Il pontefice viene portato al Policlinico Gemelli in stato di incoscienza, dopo aver perso 3 litri di sangue. L'attentatore, urtando una suora per fuggire, perde la pistola, una Browning HP 9 mm Parabellum con matricola belga presa da un deposito di Zurigo, e viene bloccato da alcuni presenti. È Mehmet Ali Agca, tiratore esperto del gruppo di estrema destra turco dei Lupi Grigi. L'intervento chirurgico di Giovanni Paolo II dura 5 ore e mezza. Sul luogo dell'attentato il suo successore, Benedetto XVI, farà poi apporre una lapide. La campagnola su cui era quel giorno è conservata nel Museo Storico Vaticano. Il 22 luglio Agca è condannato all'ergastolo per tentato omicidio di capo di Stato estero dalla Corte d'Assise. Non presenta appello. Secondo i giudici, l'attentato sarebbe stato preparato da un'organizzazione eversiva rimasta nell'ombra. Per la difesa, invece, Agca avrebbe agito da solo, in preda a schizofrenia paranoica, per diventare un eroe del mondo musulmano. Negli anni, Agca ha più volte cambiato versione su presunti complotti internazionali, ma né le indagini della magistratura né i lavori di commissioni parlamentari di inchiesta hanno potuto accertarne la veridicità. Dopo 19 anni di prigione in Italia, viene estradato in Turchia. Lì sconta 10 anni di carcere, pena nella quale è stato commutato l'ergastolo originariamente comminatogli per una rapina e l'omicidio di un giornalista. 2 giorni dopo il Natale 1983, Giovanni Paolo II incontra il suo attentatore nel carcere romano di Rebibbia per 20 minuti e gli concede il perdono. Al giornalista Indro Montanelli, Papa Karol Wojtyła confiderà poi di aver colto la sorpresa di quello che si credeva un killer infallibile, come se i suoi proiettili fossero stati deviati da una forza superiore. Il pontefice ricorda poi al giornalista che il giorno dell'attentato è la ricorrenza dell'apparizione della Madonna di Fatima, e in segno di ringraziamento vorrà poi che nella corona del santuario di Fatima venga incastonata una delle 2 pallottole che avrebbero dovuto ucciderlo. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.